Allora do il ben ritrovato a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia. Ben ritrovati a voi, grazie direttore. Grazie dottore per essere in nostra compagnia. Abbiamo visto le immagini, aspettiamo innanzitutto che i ragazzi stanno poi cercando nel web di reperire quell'arresto rocambolesco che è avvenuto ieri a Visco, alle porte di Palmanova, questo furgone carico di richiedenti asilo che ha sfidato le forze dell'ordine, prima slovene e poi italiane, ingaggiato un vero e proprio duello in autostrada, poi si è schiantato contro un palo e il passeur, molto adirato e con difficoltà, poi alla fine si è fatto arrestare appunto dai suoi colleghi. Ma io dico, bisogna arrivare a tanto, non avevamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina, a detta di qualcuno? Ma a detta di qualcuno mi pare ci fu una visita di un presidente e di un ministro che aveva assicurato di rinforzare i nostri confini. Le proteste che oggi anche un altro sindacato sta portando avanti, quello di Trieste, niente di più, niente di meno di cose già dette da me, già ripetute. Qualcuno ho visto, e questo soprattutto mi dispiace perché ho visto la presenza anche della regione a quel convegno, e neppure un gesto di accordo su quello che io vado dicendo da tempo. Questo mi dispiace, ma si dicono le stesse cose. Fondamentalmente si dicono che il Friuli Venezia Giulia è una regione particolare, è una regione che l'abbiamo visto ai tempi della guerra, no? Quando c'erano i confini, perché siamo a un passo da alcune frontiere molto importanti e molto delicato. Però, ma sì, parliamo di e poi delle guerre, il territorio carsico, i boschi, esatto, di tutto e di più, insomma, come si fa a controllare un fenomeno? Guardi, io ricordo quando facevo servizio in quel di Opicina, questi che si buttavano dai treni per arrivare e superare i confini italiani. Quindi, voglio dire, è una situazione che c'è da decenni, ma aumentata chiaramente dal 90. Questa immigrazione clandestina si è andata diffondendo e è andata aumentando in modo esponenziale, e lo vediamo tutti i giorni. Il problema è un altro, che si parla solamente nel momento di cui si fa campagna elettorale, è questo che mi dà fastidio. Si parla solamente in campagna elettorale di sicurezza, lo dico sempre, di sicurezza, poi c'è il sindacalista che viene in televisione, magari qualcuno lo prende per pazzo, che sta continuando a dire che a Pordenone manca gente, che a Udine manca gente, che a Gorizia manca gente, ma che comunque stanno sicuramente meglio di me, perché i colleghi che sono usciti dalle frontiere una volta chiusa Schengen sono rimasti nel capolavoro. A Trieste, a Udine sono situazioni vergognose. Allora è inutile che mettiamo la pattuglietta per far vedere che il questore di turno ottempera alla disposizione del Ministero. Ci servono uomini, cioè gli uomini non servono solo a Milano perché è una grande città, non servono solo a Roma perché ci sono 10 manifestazioni al giorno, e allora se non possiamo coprire Milano, Pordenone e Roma dobbiamo fare delle assunzioni. Questo è quello che dico io. C'è stato questo turnover che non è stato rispettato, perché doveva essere un turnover 50 e 50, 50 vanno in pensione e 50 vengono reintegrati. Invece in campagna elettorali si parla di soldi a disposizione per il Dipartimento della Polizia di Stato, ma delle forze dell'ordine. Poi quando oltrepassiamo il limite delle elezioni tutto finisce. Allora ci sono i concorsini, ci sono le cose. Adesso dal 1° di aprile, non è uno scherzo di aprile, ma un bel pesce d'aprile, ma è iniziato un corso di 654 agenti che usciranno di nuova leva, di nuova nomina, e quindi giovani che usciranno a dicembre. Vediamo ancora, aspettiamo ancora, vediamo quante persone arriveranno in Friuli Venezia Giulia, perché non dico neanche più Pordenone. Che pronostico possiamo fare? Arriverà qualcuno secondo lei? Secondo me, allora, innanzitutto le do in anteprima, lo do a lei ma lo do ai telespettatori, il 15 di questo mese giungono a Pordenone 3 colleghi che chiaramente hanno già superato i 40 anni, ma sono 3 colleghi che hanno fatto dei concorsi, sono stati fuori 2 anni dalla città di Pordenone, rientrano per un concorso, rientrano a Pordenone, quindi 3 colleghi aggiungeranno alla questione di Pordenone.
il pronostico, guardi, è quello che le ho detto l'ultima volta. Secondo lei pensano a rimpiazzare una questura come Pordenone? Rimpiazzare significa dare il 50% di quelli che escono? Assolutamente no. Quindi sì, ci sarà il contentino, chiamiamolo così, di 5-7 persone, arriveranno 7 persone che per noi possiamo anche dire, speriamo, auguriamoci magari arriveranno 7 persone, ma non sono quelle 7 persone che vanno in più alla questura di Pordenone. Questa è la gravità del fatto e la presa in giro. Non sono quelli che vanno via, ne vanno via 12 quest'anno. Se ne arrivano 7 siamo sempre meno. Però no? poi bisogna anche considerare che possono essere dislocati e la Polfera, la Polstrada, la Postale. Io parlo di 12 persone. Sì, quelli che vanno via dalla questura di Pordenone sì, ma senza contare quelli che se ne vanno via dagli altri comparti. Senza contare, per quello dico, in Friuli Venezia Giulia dovrebbe essere una regione dove i colleghi arrivano senza essere qui a protestare, proprio a ragione di queste cose. Abbiamo visto l'aumento di flusso di persone clandestine che arrivano in questi anni, l'abbiamo visto, ma ci sono state promesse, no? Era venuto qualcuno a promettere negli ultimi mesi. E qual è stato il risultato? Ma io parlo anche per le altre questure, parlo, ripeto, per Udine, Trieste e Gorizia. E quindi quali sono gli arrivi? Che non sono arrivati a Pordenone, sono arrivati 2 a Udine. Cioè, cosa fanno 2 a Udine in più? Cioè, è questo che non si rendono conto. Allora si fanno le pattuglie miste, allora facciamo così. Qualcuno oggi dice rimettiamo i militari ai confini con i carri armati, non lo so. Vabbè, ma anche quello se ne parla da tempo anche di quello. Ma da quando se ne parla? Siamo arrivati a togliere e a mettere la pattuglia di controllo formata da 2 della polizia slovena e 2 della polizia italiana, per dire che anche i confini sono controllati. Presidiati. Dai, siamo ridicoli, sono ridicoli, cari signori, perché veramente al Dipartimento che prendono disposizioni dalla politica, perché ripeto, non è il capo della polizia che non funziona, il capo della polizia si attiene alle disposizioni del Ministero, che in questo caso è il Ministro degli Interni, che gestisce, e quello i soldi li gestisce se il MEF gli dà i soldi. Il problema è che per la sicurezza dopo le elezioni non ci sono mai soldi. Questo è il problema, e allora non ci sono leggi speciali da dare ai poliziotti, perché se reagiscono vanno in tribunale, se danno una sberla vanno dal giudice, cioè non c'è la possibilità di una reazione, e parliamo di legittima difesa. È quello che vi dicevo l'altra volta, è il poliziotto che deve garantire la sicurezza, non il cittadino, perché il cittadino paga per avere sicurezza, invece il cittadino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, paga e non ha la sicurezza. Che venisse a smentirmi qualsiasi altra politico qui e gli spiego come funziona la sicurezza. La sicurezza non si scrive sul foglio, bisogna provarla sul campo. Quando la provate venite a dirmelo. Lo aspettiamo, magari facciamo l'appello a chi vorrà smentire Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato e grazie per essere stato in nostra compagnia. Va in caserma per denunciare lo smarrimento dei documenti, aggredisce i carabinieri con calci e pugni. A Spilimbergo un 20enne viene arrestato e alla fine condotto in carcere.